Il motto "Mino vado via" per una volta non si riferisce ai 3 residenti che quotidianamente abbandonano Venezia, ma alla partenza di un veneziano di adozione tra i più illustri, l'Uomo Vitruviano, una delle opere più conosciute di Leonardo da Vinci e probabilmente dell'intera storia dell'arte, andrà in prestito al Louvre per alcune settimane in una mostra allestita a mezzo millennio dalla scomparsa del suo autore, una scelta che ha generato più di una perplessità a Venezia e non solo. Allora, con lo slogan "Mino vado via" si rimarca una radice che per noi è profonda, importante, c'è un legame con questa città. I veneziani sono orgogliosi, sono uniti alle loro opere e quindi questa non sarà una vicenda semplice, lascia una cicatrice scoperta. Una cicatrice che si rimarginerà tra 10 anni. L'Uomo Vitruviano è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia e che quindi dopo Parigi raddoppieranno la sua messa a riposo in uno spazio dedicato al buio e con controllo di umidità costante. La Nostra ha reso noto che sta per avviare un ricorso al TAR, forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati alla sua esposizione prolungata alla luce. Davanti all'Accademia manifestano cittadini, attivisti di Italia Nostra e del gruppo 25 Aprile. Per tutta la vita ci hanno detto che era un'opera che era molto delicata, non poteva essere esposta, doveva essere protetta e adesso, dopo che è stata esposta, va via per un'altra esposizione in un luogo super affollato, per cui non la vedremo per quanto tempo. Qui pare che chiunque venga da fuori, che abbia delle mire economiche o comunque chi voglia farsi un bel nome o chi voglia costruirsi un'immagine, soprattutto un'immagine, Venezia viene usata proprio per questo motivo, perché Venezia è diventata un brand. Se si devono fare mostre eccetera, si facciano delle fotocopie, si facciano dei lavori ormai siano estremamente precisi, ma le opere devono restare nel luogo stabile dove la gente possa usufruire. Ho avuto una telefonata io e l'uomo di Vitruvio, mi ha detto che assolutamente non vuole andare via e noi cerchiamo di accontentarlo. Perché non vuole andare via? Perché è stanco, è un po' fragile e quindi preferisce stare qui.